Favara ricorda oggi l'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, giusto tra le nazioni, eroe di Favara, eroe d'Italia, eroe del mondo, con la scuola, la fondazione, la città che gli rende il giusto omaggio. Sì, abbiamo ritenuto oggi, in occasione dell'80° anniversario della morte di Calogero Marrone, avere un momento nel quale noi ricordiamo questo personaggio. Per la verità tutti gli anni abbiamo fatto così, da 10 anni a questa parte. Perché vogliamo ricordare Marrone? Perché è un personaggio straordinario, un uomo di grande cuore, un uomo che era molto altruista, uno che ha avuto la forza di mettere la sua vita a disposizione degli altri che ha aiutato, e quando parlo degli altri parlo di ebrei e parlo di antifascisti, e quindi lui a queste persone diede un aiuto fortissimo, gli ha salvato la vita falsificando la carta d'identità che avevano e dandone una nuova. Giusto quindi che a futura memoria il nome di Marrone, le sue gesta, le sue azioni siano ricordate. Sì, noi non possiamo non ricordarlo, noi vogliamo che la memoria resti sempre viva, che le nuove generazioni soprattutto conoscano che cosa è stato quest'uomo, che cosa ha fatto per l'Italia, per la democrazia e per la libertà. In nome suo c'è una fondazione? C'è una fondazione che è nata proprio per questo, per avere la possibilità di ricordarlo continuamente, anche se la fondazione è il naturale svolgimento, diciamo, dell'associazione che era stata fatta in precedenza, cioè dire l'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone. C'è un tutt'uno, in pratica non c'è stato uno iato, ma c'è una unità di intenti con cui stiamo lavorando in questo periodo da alcuni anni, 3 anni a questa parte, con la fondazione e prima con l'Istituto Marrone. Oggi siamo qui riuniti per questa marcia che parte da Piazza della Pace e arriva a Piazza Calogero Marrone. Siamo molto felici di ricordare Calogero Marrone perché è un giusto tra le nazioni. Quello che mi preme sempre ricordare di questa persona è l'esempio di coraggio che ha avuto. È importantissimo come esempio di coraggio che è riuscito a salvare tantissimi ebrei dalla deportazione. L'invito che io faccio a tutti i bambini e tutti i ragazzi che sono qui oggi, ma in generale alle persone in generale, è quello di essere coraggiosi di prendere le decisioni, non tanto quanto lo è stato lui probabilmente, ma anche un decimo basta per fare tanto nelle piccole cose. Quindi siate coraggiosi, ed è l'esempio più importante che ci possa dare Calogero Marrone, un esempio favarese. Educare alla libertà, fortificare la memoria attraverso un esempio vivo, fecondo e straordinario di un uomo di Favara che ha dato la sua vita per gli altri. In questo periodo storico caratterizzato dalla guerra e dall'incertezza, porre di fronte alla riflessione della scuola e dell'intera città l'esempio fulgido di Calogero Marrone ci aiuta e ci dà ancora speranza per la costruzione di un mondo più giusto.